Il sigillo è stato messo, la Commissione Cultura della Camera ha dato l'ok al riconoscimento del Ponte Vecchio come monumento nazionale. Ora il procedimento passa subito al Senato senza dover affrontare anche l'esame di Montecitorio. È un'accelerazione procedurale che lascia intravedere il via libera definitivo entro breve, fa sapere l'onorevole Germano Racchella, primo firmatario della proposta di legge. Il ponte, sottolinea Racchella, è il simbolo di tutti gli alpini d'Italia, dedicato alla memoria delle centinaia di migliaia di soldati che durante la Prima Guerra Mondiale lo attraversarono per salire sull'altopiano di Asiago. Il MIBAC, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, lo ha già riconosciuto come bene culturale da tutelare, stanziando per il restauro e il consolidamento un contributo di 3 milioni di euro per i grandi progetti. Ora è giunto il momento della sua consacrazione come monumento nazionale. Il nostro ponte lo merita, i bassanesi lo aspettano, orgogliosi del loro ponte, simbolo di ricostruzione da ogni conflitto.